sono anch'io convinto che gli anni 70 siano stati la prima e ultima fase a Venezia di elaborazione partecipata, questa parola è importantissima per me su questo tema, di gestione, pianificazione, programmazione del territorio. Mai è più successo né prima, e tanto prima non se ne parla proprio, insomma, ma neanche dopo. Ho provato io a riprendere alla fine degli anni '80, ma in un anno e mezzo è stato possibile solo fare dei risultati di strumenti, ma non di coinvolgimento di tutta la città. E invece credo di poter affermare, perché l'ho vissuta e la conosco benissimo, in tutti gli anni 70 c'è stata, a crescere dal 73 sostanzialmente, un enorme coinvolgimento di tutta la città nel riflettere su se stessa, conoscere se stessa, analizzare i problemi, elaborare le proposte e le decisioni dei piani. Questa cosa è cominciata, si conosce meno perché era interna all'università, con la fase iniziale piena di lavoro e di entusiasmo, messa in piedi da Astengo nel nuovo corso di laurea in urbanistica, il primo in Italia. E per tutto il 73 e il 74 tutti gli studenti del corso di laurea in urbanistica sono stati messi e guidati, Astengo in testa ovviamente, per fare un'analisi di tutte le circoscrizioni, ed erano 15, di tutta la terraferma, costruendo elaborazioni di analisi, ma poi di proposta. E questa cosa avveniva girando la città, parlando con i quartieri, parlando con la gente, conoscendo esattamente i problemi e le situazioni e arrivando a delle proposte, elaborandole e formalizzandole in elaborazioni per tutte le circoscrizioni. Non era mai successo una roba del genere, perché l'università intanto non aveva un corso di laurea in urbanistica, ma meno che meno si spendeva sul territorio in termini di elaborazione culturale, conoscenza, dibattito politico, eccetera. Così direttamente sul territorio non era mai successo prima. Poi è successo che dal 75 al 77, occhio alle date, la nuova giunta di sinistra ha fatto un lavoro incredibile di coinvolgimento di tutti i 31, loro si chiamavano quartieri, adesso sono 6 o 7, ma allora erano 31 quartieri, in cui tutta l'elaborazione non solo dei consiglieri, ma di chiunque nei quartieri, nelle associazioni voleva collaborare, è andato avanti un lavoro per 2 anni enorme su 31 circoscrizioni, da Pellestrina al Cavallino, che allora era comune di Venezia, al nord a Favaro, a Zerarino, dappertutto c'è stato questo coinvolgimento. Credo ci fossero stati esperienze minori, ma di questo tipo, tentativi da parte loro, ma questo è stato un fatto e i risultati, adesso dico mezza parola, sistematici. Prima era stato la cosiddetta urbanistica partecipata appunto in America, dove l'urbanistica non era molto, ma il tentativo di dare forma complessiva a un territorio discussa e partecipata era tentata prima in America. Qui l'ha fatta il vice sindaco, questa roba l'ha messa in piedi. Parlo di chi ha messo in moto le scelte politiche, perché sono state coinvolte migliaia di persone con centinaia e centinaia di elaborazioni per tutte le nuove aree e attrezzature pubbliche di tutti i 31 quartieri. Non discuto delle singole scelte, si può parlare anni per uno di questi quartieri, cosa è venuto fuori all'epoca, ma ci sono 2 volumi votati. Ogni quartiere che aveva coinvolto trasversalmente
tutte le forze politiche, tutte le associazioni che volevano collaborare, tutti i cittadini attivi di singoli quartieri hanno prodotto e formalizzato le proposte finali e sono usciti 2 volumi che ci sono, complessissimi, mi pare centinaia e centinaia di pagine, stampati formalmente, andati in tutta la città. È stata, io credo, la prima traduzione istituzionale della programmazione urbanistica partecipata per gli interessi pubblici di aree, di attrezzature, di servizi programmate con le priorità di intervento. Non c'è mai stata un'altra città in tutta Italia che abbia fatto una cosa del genere, e guidata e portata in fondo perché le pubblicazioni sono lì e sono state votate. Tutte, non sono le proposte di qualcuno, sono votate a maggioranza, ma quasi sempre all'unanimità. E già all'epoca venivano in parte, per esempio in terraferma stese, da una di quelle associazioni che erano nate in quegli anni, come Urbanistica Democratica. Sono gli anni in cui erano nati i giuristi democratici, insomma ci sono 5-6 di queste associazioni, per i giornalisti, per i giuristi, per gli avvocati, per l'urbanistica, anche quella con strumenti di informazione interna. Urbanistica Democratica era in tutte queste quartieri quella che in gran parte dava poi veste, scriveva, metteva ordine, dava tavole, eccetera, a servizio del quartiere, che poi alla fine prendeva le decisioni finali. E ecco. Allora io credo di sapere che questa esperienza è straordinaria, ha coinvolto tantissima gente e mai in Italia ce n'è stata una simile. Questa cosa che è stata stampata nel 77 nel primo volume, e poi il secondo volume è arrivato qualche mese dopo, il tempo di ritoccare le osservazioni, le controdeduzioni, gli aspetti più procedurali della faccenda, ha avuto poi un seguito, anche questo ben incardinato nella gestione della città, perché il nuovo piano dei servizi, che rispetto al precedente sembra un altro mondo, è ridicolo quello che c'era stato fatto all'epoca delle giunte della Democrazia Cristiana iniziali. Questo è il nuovo piano di servizi che è uscito come trasformazione specificamente non più solo territoriale, sociale, economica, politica, ma precise pianificazioni giuridiche, tecniche, cioè portate in regione. Quindi dal 79 tutte le più grandi battaglie che ancora adesso sono sul tavolo, è tragico dirlo, ma è così, perché il parco a sud della stazione di Mestre è ancora lì che aspetta. Il parco di Assobello ha perso metà delle aree, il parco di Altobello, con migliaia e migliaia, credo 2 o 3 mila, di firme di cittadini, perché tutto il Corso del Popolo non aveva un'area verde e i palazzi sono alti 9, 10, 12 piani, con delle densità pazzesche messe dalle giunte precedenti. Per cui mancavano tutte le aree pubbliche e queste cose sono state messe nel piano dei servizi del 79, formalizzate, votate, approvate dal Consiglio Comunale, e ci hanno messo anni, perché alcune siano state approvate a pezzi, a fasi dalla Regione. Vi ricordo che tutto aveva un ambito di controllo rigido, antitetico, perché erano giunte di sinistra controllate da giunte di destra. Nonostante tutto, a fasi sono andate in porto le approvazioni, ma tra le approvazioni dei piani, sto parlando del nuovo piano di servizi che ha portato tutto questo ciclo in fondo, stiamo parlando del 79, in regione, ancora qua siamo per molte, le ho citate 3 adesso al volo, ma moltissime di queste cose ancora oggi la città le sta aspettando, le sta chiedendo, le sta
protestando perché non le ha, perché Marghera è ancora là che aspetta e c'è l'erbetta, non un parco c'è, perché l'erbetta è cresciuta comunque sul territorio. Siamo nel 79, vi dico solo la conclusione, però questa cosa dal 73, io l'ho datata al 73 perché per me è cominciato all'università ed era quel discorso che mi pare Alberto prima diceva, la produzione culturale che c'era. Allora è cominciato all'università, ma poi è diventato carne della città. Allora, arrivato al 79, c'è stato un momento di confronto istituzionale pesante, lo voglio dire perché è importante. La giunta di sinistra ha prodotto il piano comprensoriale e ha prodotto un progetto Mestre in cui tutti quelli che poi, nati nel 77 a proposito delle associazioni, con urbanistica democratica e avendo fondato il corso sperimentale del Massari dal 77 all'82, sono 5 anni di lavoro di tutti i corsi dal biennio al triennio, vi segnalo che per la prima volta in un corso della scuola secondaria erano state inserite le discipline come l'ambiente e come l'urbanistica come corsi interi, non qualche lezione, corsi interi nelle scuole sperimentali che poi, devo dire con tristezza, proprio un ministro che portava il cognome di Berlinguer ha distrutto, perché tutta una generazione di più impegnati, lo so sicuro di quello che dico, più impegnate decine di insegnanti in tutte le scuole medie superiori, in particolare la sperimentale del Massari, ma anche la sperimentale della Stefanini, avevano costruito programmi di altissimo livello culturale. Hanno prodotto, anche nella scuola con mostre pubbliche nell'82, tutte messe fuori in piazza Ferretto al centro civico di allora, con discussione con tutta la città. E c'è stato purtroppo un grande periodo di fatica perché purtroppo, secondo me ovviamente purtroppo, la sinistra si è innamorata l'idea di fare un mega nuovo quartiere che si chiamava Peppone di 15.000 abitanti e per far passare questa cosa ci abbiamo messo anni perché noi lavoravamo a valorizzare i quartieri, a valorizzare i cuori dei quartieri storici, i cuori che stavano diventando parcheggi come a Favaro, come a Marghera, come a Carpenedo, dico cose concretissime che adesso non c'è tempo neanche di esemplificare. Alla fine queste cose io le ho messe nel 89-90 nel piano di quell'anno e mezzo della giunta rossoverde, ma queste cose erano già state tutte progettate dentro il Massari e come era stato con Gastengo con l'università, dai corsi sperimentali di urbanistica erano andate in città e ai quartieri e ci hanno messo anni per affermarsi. Anche quando però le ho approvate io, non è che sono andate molto avanti, perché siamo ancora oggi a litigare. Queste cose sono ancora lì e sono il meglio, per quel che ne so io, di tutto quello che si poteva produrre con la città. Non erano due o tre studiosi o professori, era la città che ha lavorato un anno. Parzialmente siamo riusciti prima un po' sul piano dei servizi, poi nella giunta rossoverde, a trasformarle in piani, ma ancora oggi siamo qua. Quel tipo di cultura partecipata, progettuale, che io sappia non esiste più, anzi oggi approvano i piani in consiglio comunale che non leggono neppure, so benissimo quello che dico, li votano a scatola chiusa, li conosce il nuovo assessore geometra di Brugnaro e sono ogni volta pubblicamente dichiarati per fare soldi e fare investimenti e incassi. Quindi è un'altra era. Non voglio essere un nostalgico, però se vogliamo discutere degli anni 70, quelle cose non sono 1000 volte lontane da quello che sta succedendo in questo periodo.